Tamponi e vaccinazioni, le farmacie sempre in prima linea si trovano ad affrontare con il rientro un vero e proprio boom di richieste. Assolutamente sì, ce n'è molto perché ancora sono estremamente richiesti in conferme, sia per necessità di carattere proprio burocratico, rilasci Green Pass eccetera, che per sicurezza personale talvolta, perché anche il vaccinato può chiederci di nuovo di fare un controllo di tampone per valutare più o meno la positività. Un via vai continuo di gente, le agende piene, quello dei tamponi per i farmacisti è diventato praticamente un secondo lavoro. Sta costituendo per noi proprio un'area di lavoro regolare, fissa, e ci sono una o più persone impegnate stabilmente nel fornire questo servizio, sia all'interno nell'accettazione che all'esterno per la fornitura del servizio. Farmacie che sono diventate anche il termometro di una situazione di tensione sociale frutto dei fronti contrapposti tra chi è favorevole alla vaccinazione e al Green Pass e chi invece non lo è, ed anche pagare un tampone può scatenare le ire dell'utente, clienti che non vogliono firmare il documento predisposto con le disposizioni regionali con infinite discussioni. A tutto ciò si aggiunge l'annuncio della possibilità di effettuare il tampone salivare e subito si è scatenata la richiesta con utenti che lo chiedevano a 50 centesimi. Peccato però. Qui e ora, hic et nunc, non c'è ancora questa cosa, la stiamo aspettando credo ormai a giorni. Ad oggi il salivare non è all'interno della lista dei presidi di tampone che possono permettere il rilascio del Green Pass. Insomma, l'annuncio per il momento è tale, mancando delle comunicazioni ministeriali, lo stesso Ministero non li ha ancora recepiti, dopodiché sarà la volta della Regione che comunicherà alle farmacie le eventuali modalità operative. Resta infine da capire, peraltro, quali tamponi salivari verranno adottati.